Invitiamo finché ascoltiamo adesso invece l'intervento del professor Luigi Reitani, il quale appunto ha il compito di presentarci, di delineare la figura e la poesia soprattutto di Christoph Wilhelm Aigner, e per l'appunto il suo intervento si intitola Memoria poetica nella poesia di Christoph Wilhelm Aigner. Sì, grazie. Si tratta di un compito non facile e direi quasi imbarazzante. Un compito imbarazzante perché è sempre imbarazzante parlare di uno scrittore, di un poeta che si ha al proprio fianco e che naturalmente ha le proprie idee sulla poesia, ma nel caso specifico si tratta anche di uno scrittore che ha scritto e affermato che la poesia non va spiegata, anzi che in qualche modo sostiene la irriducibilità della poesia, della sua forma, della sua natura a categorie concettuali. Aigner nel 2000 ha pubblicato un libro, si chiama Engel der Dichtung, Angelo della letteratura, un viaggio di lettura, è il sottotitolo, sono il sottotitolo, in cui appunto manifesta le proprie opinioni di poetica partendo da questo assunto della irriducibilità della esperienza estetica a schemi concettuali. Dunque, in che modo approcciarsi a un'opera e a una poetica di questo tipo, per di più con l'imbarazzo appunto di avere il poeta a fianco, un poeta che lavora anche con strumenti laconici. Il suo intervento improntato al laconismo è un intervento in linea anche con la sua opera, con la sua scrittura, che è una scrittura minimalista, è una scrittura che non è mai ridondante, c'è una estrema parchezza nell'espressione, non c'è mai un aggettivo in più, non c'è mai la frase in più, e anche nelle dichiarazioni, nel modo di porsi, nella gestualità di Aigner, direi, c'è questa estrema misura e attenzione alla forma, non c'è mai un gesto debordante in lui. Allora, come approcciarsi? Qual è il modo migliore di farlo? Beh, il modo migliore sarebbe proprio quello della traduzione, perché proprio la traduzione probabilmente è una strada per arrivare al testo che parte dalla concretezza di un oggetto, che parte dalla sua struttura, parte dalla sua forma, prima ancora che dal contenuto. No? Il problema di un traduttore, prima ancora del contenuto, è quello di avere a che fare con una forma, di avere a che fare con un suono, se volete. No? Il primo impatto di un traduttore non è con i significati del testo, con i valori semantici. Il primo impatto del traduttore è quello, traduttore di poesia naturalmente, è quello contro la forma, con il suono, con l'esperienza formale. Ebbene, la traduzione può essere un modo, una possibilità per avvicinarsi a un testo senza passare per quel rischio della invece riduzione concettuale, no? Dell'equazione. Questa poesia significa questo, è inquadrabile in questi schemi, in queste categorie, in queste caselle storico-letterarie. Io credo che qui ci sia una scuola, perché vedo dei volti che sono... Mi sbaglio? No, non mi sbaglio, perché credo che ci sia qui la classe, deve esserci la classe di un'ultima scuola superiore che è stata portata. Non è una impressione che è sbagliata questa, vero? Ecco, non mi sbaglio. E c'è ovviamente nella scuola, ma c'è all'università, c'è nella cricca dei germanisti, direbbe l'amico Hans Raimund, che conosco da molti anni e con cui appunto ho spesso scambi di vedute. Nella cricca dei germanisti c'è questa abitudine a incasellare, a categorizzare, a dire questo autore va in questa casella. In fondo questa è un po' anche spesso, come dire, una specie di neutralizzazione
delle opere d'arte, perché la concettualizzazione significa neutralizzare anche il loro potenziale, se volete anche l'aspetto inquietante che c'è in ogni testo, l'aspetto dirompente, quindi quello che la storicizzazione, quello che la concettualizzazione fanno è anche impedire talvolta un approccio immediato. La traduzione invece non fa tutto questo, la traduzione è un'altra via, una via analitica, una via concreta, ma non non ha la pretesa e l'ambizione di risolvere il testo in un significato inattaccabile.